Scusa che si ricarica. E allora eccoci ritornati in studio, TV7 Match, prima parte della trasmissione con il decreto sicurezza, il decreto Salvini, che tanto sta facendo discutere in questo periodo, permessi di soggiorno, riduzione degli SPRAR, ma anche la revoca della protezione internazionale se si commettono reati, insomma un decreto che introduce e cambia parecchio la situazione per quanto riguarda proprio la situazione dei migranti. A proposito di questo abbiamo ospite in studio il sindaco di Bagnoli Roberto Milan, che ha vissuto, diciamo tra virgolette, sulla sua pelle la realtà di un grosso centro di accoglienza, appunto la base di San Siro a Bagnoli, e voi vi siete trovati con 3.200-1.500 persone, giusto? Un migliaio sì, poco più di un migliaio, la punta massima. Ecco, allora, i sindaci sono stati i primi che hanno, cioè una parte dei sindaci che ha protestato, diciamo, contro questo decreto. Allora io vorrei una sua prima opinione, una sua prima, come dire, considerazione su quanto è stato proposto quanto introduce questo decreto, no? Diciamo che ho vissuto la storia dell'immigrazione italiana negli ultimi 5 anni, vivendo appieno proprio con l'hub di San Siro, che cosa è stato un sistema di accoglienza che ha aperto le porte a un flusso migratorio enorme e poi ha scaricato nei territori appunto il peso di questo tipo di accoglienza. Il decreto sicurezza di Salvini in parte ha accolto l'appello che facevo 2 anni fa all'allora ministro Minniti e poi l'ho rinnovato al ministro Salvini, che è quello di togliere l'obbligo di dare la carta d'identità. Un impegno, un obbligo che veramente impegnava un comune che è 3.600 abitanti a dare una carta d'identità a oltre 1 migliaio di persone. Il problema non era di tipo operativo solo, che anche quello lì era un problema, ma per tutto quello che ne consegue fornire la carta d'identità, quindi la residenza anagrafica, a delle persone che stavano richiedendo un asilo, delle persone che quindi non avevano neanche ancora in parte presentato, non si erano ancora presentati davanti a una commissione, non sapevamo chi era, e la circolare di Minniti del marzo 2017 imponeva appunto questo obbligo. Un obbligo per che spiegare ai nostri telespettatori la carta d'identità cosa significa per un comune? Significa collegare direttamente la persona al comune che emette la carta d'identità. Quindi il comune si obbliga poi a sostenere le spese sanitarie, assistenziali della persona. Questo vale, ne abbiamo parlato, discusso per i migranti, ma quasi tutti i comuni forse hanno avuto esperienza con le persone senza tetto, senza fissa dimora. Ecco, questo ho avuto anche esperienza anche nel mio comune. Sono stato chiamato a sostenere le spese sanitarie di questa persona senza fissa dimora, perché come ultimo comune che ha dato la carta d'identità mi hanno chiamato e mi ha detto: guardi, questa è la carta d'identità, anche se non è più presente a Bagnoli, ma è stato l'ultimo comune in cui ha vissuto e ha avuto una residenza anagrafica. Quindi lei, sindaco, deve sostenere questa fattura quindi conto sanitario, fattura dell'ospedale. Ecco. Questo nella normalità dei casi per i senza fissa dimora. Il stesso esempio viene portato per i migranti. Quindi la mia problematica non era di natura per spiegare al pubblico.
anche se il migrante se ne va, anche comunque ricade sul comune, e in questo caso Bagnoli quanti abitanti ha e quanti avrei dovuto riconoscere di 3.600 abitanti, dovevo riconoscere la carta d'identità per 1.000 ne qualcosa, 1.050 nel picco massimo, ecco. Ma non era solo la difficoltà operativa, ma tutto quello che ne consegue, appunto questa linea diretta con il comune. Ma questa linea, questo cordone ombelicale, ecco, non si stacca se questa persona diventa un irregolare, o irregolare magari anche che mi va all'estero, che mi fosse andato all'estero. Queste 1.000 persone magari scomparivano dalla sera alla mattina. Il comune comunque era l'ultimo comune che aveva dato una carta d'identità, anche se veniva interrotta come efficacia di documento di riconoscimento, era comunque sempre l'ultimo comune che l'ha rilasciata. E questo cordone ombelicale è riconosciuto anche a livello internazionale, europeo. Quindi anche in un ospedale magari della Francia o della Germania, in cui questi migranti, la maggior parte sono scappati anche verso oltre il confine, ecco, poteva chiamare il comune e dire: senta, noi abbiamo ricoverato per un mese per tale malattia questo irregolare e l'ultimo documento che ha è la sua carta d'identità. Questa è la spesa. Ecco, immaginate per 1.000 persone che ovviamente non avevano casa, erano esposti ovviamente alle difficoltà della sopravvivenza. Immaginate, ecco, quale poteva essere una previsione di spesa, di sostegno della spesa, ecco, in un bilancio comunale, ecco, che sicuramente, ecco, questo era il mio pensiero principale. E su questo io ho fatto una battaglia sugli tavoli istituzionali. Sono andato più volte al Ministero dell'Interno a far presente di questo vulnus che io ho chiamato, di questo problema sostanziale, oggettivo, che come comune mi trovavo di fronte. E pur il Ministero, i funzionari del Ministero, riconoscendo appunto della problematica a cui ero esposto, non hanno saputo concretamente provvedere con una norma che bypassasse o che mi sollevasse il comune. E di questo è un problema sostanziale, reale, ecco. Dal punto di vista ideologico possiamo discuterne, ma dal punto di vista concreto della sostenibilità, ecco, di questo provvedimento era qualcosa di totalmente insostenibile. E su questo appunto ho fatto questa lotta, prima con il ministro Minniti e poi con Salvini. Salvini con questo decreto l'ha sancito, ha tolto l'obbligatorietà. Certo, quindi diciamo, tra virgolette, possiamo dire forse ha risolto, è stato colto il messaggio dei comuni. Ecco, ma Zagni, che cosa comporta questo invece per il migrante? Diciamo, con quanto gli complica la vita? Allora, diciamo. sì, ovviamente non posso scendere nelle questioni di carattere fiscale, tributario, cioè di erario proprio, che sono state sollevate dal sindaco. L'obiezione che mi viene come cittadino è: come si fa a pensare di creare una struttura di quel tipo in un comune con quante migliaia di abitanti? 3.600, ecco. Cioè, è quella la follia che sta alla base, il concetto di porre un campo e creare un problema di ordine pubblico in un comune di 3.500 anni. Ma invece, venendo all'attualità, al di là di questo, il problema dell'iscrizione anagrafica, perché di fatto la carta d'identità viene rilasciata quando c'è l'iscrizione anagrafica, è risolta dal decreto sicurezza in una maniera abbastanza raffazzonata, e diciamo che non del tutto costituzionale. Ci sono dei problemi che vengono fuori. L'iscrizione anagrafica in un comune porta con sé i benefici delle erogazioni delle prestazioni sociali, porta anche altri tipi di
diritti, ad esempio si inizia a conteggiare il diritto, la residenza ai fini poi della successiva domanda di cittadinanza. Quindi negare, ed è il decreto sicurezza, è l'unico testo mi pare di legge che dice che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non è titolo per l'iscrizione anagrafica, quando nessuna legge mi dice cosa sia titolo, cosa non sia titolo per iscrivermi all'anagrafe. È un dato di fatto, io sono residente qua, chiedo l'iscrizione, è un dato di fatto, di solito l'iscrizione anagrafica. Diritto. Sì, però è un domicilio però. Sì, è un domicilio, ma l'iscrizione anagrafica è un... Io sono domiciliato lì perché sono stato portato in quel posto. Sì. E un altro motivo di contestazione, quando mi hanno chiesto mi fa la carta d'identità, per quale motivo? Perché io devo andare via. Ma, sì. E allora, scusatemi, ma perché una cosa che io ho fatto spesso è parlare con questi richiedenti asilo, ecco. Ma allora, tu vuoi la carta d'identità per iscriverti all'anagrafe del comune di Bagnoli? Sì, perché mi serve un documento per andare via. Ma allora è un controsenso. Certo. Ti iscrivi ma vai via. Scusami, allora probabilmente viene meno anche il motivo per dare una carta d'identità. Qual era il motivo? Cioè, se andiamo effettivamente a analizzare, ecco, perché questi 1000 migranti volevano una carta d'identità del comune di Bagnoli? Qualcuno gli ha mai chiesto? Io sì. E questa è la risposta. Ma se c'era qualcuno che mi diceva perché voglio stare qui, voglio costruire la mia vita a Bagnoli, voglio cercare di un lavoro e di comprarmi una casa. Certo. Io non ne ho avuto di migranti che mi ha parlato in questa maniera qua. Sì, sì. Allora, ma capite che quello che noi stiamo fotografando, quello che noi stiamo fotografando è che esiste una burocrazia che non corrisponde al fenomeno attuale. Prima il rilascio della carta d'identità era legato al fatto che la persona cambiava residenza, invece di stare a Napoli viene a stare a Bagnoli. Naturalmente veniva controllata la presenza del soggetto e quindi veniva rilasciato normalmente una carta d'identità. Era la prassi normale. Noi ci troviamo di fronte a un fenomeno completamente diverso e a questo fenomeno completamente diverso i precedenti governi e il governo attuale, e non è un fenomeno che è qui da qualche mese e da qualche decina di anni, non hanno saputo far fronte. Allora ci sono due problemi. Il primo problema è l'identificazione della persona, il secondo problema è eventualmente la residenza. Ma siccome non abbiamo un documento identificativo, se non la carta d'identità che invece obbliga automaticamente il comune a riconoscere poi tutti i servizi che naturalmente il residente, tra parentesi, che poi scappa, ha diritto di avere, ecco che nasce il problema. Quindi ci vorrebbe, come ho detto in altre trasmissioni, una carta di identificazione che è diversa dalla carta di identità. Ma su questo il permesso di soggiorno ha già documento di riconoscimento. Come? Il permesso di soggiorno per richiesta asilo è documento di riconoscimento e il decreto sicurezza afferma espressamente che è documento di riconoscimento, proprio per ovviare al problema della carta d'identità che lei sta sollevando. Il discorso però è fondamentalmente un altro. Viene negato il diritto all'iscrizione anagrafica, che è da sempre lo strumento di controllo del territorio da parte della polizia, da parte dell'autorità comunale. Io sindaco so chi vive qua. Al posto di riformare una materia che ha delle falle, soprattutto per comuni di un certo tipo di spessore, con pochi abitanti in relazione poi a un flusso incontrollato, al posto di riformulare la materia sulla cessazione dell'iscrizione anagrafica, la cancellazione successiva, si va a creare il mostro giuridico che non è mai esistito, diciamo, cioè nessuno si è mai sognato di dire quali erano i titoli per l'iscrizione anagrafica, perché è una situazione di fatto fondamentalmente. Quindi il decreto sicurezza, anche se va a cercare di ovviare a un problema, ne crea molti altri, perché crea una situazione di disparità, di discriminazione che cadrà sotto la scure della Corte Costituzionale, proprio perché
per ottenere un diritto garantito, che è il diritto alla cittadinanza, io devo essere residente, devo avere la possibilità di Perfettamente d'accordo, ma questo è uno scontro politico che non ci interessa. Andiamo a identificare quale soluzione ci potrebbe essere invece. Prego. Allora, tanto devo dire che io ho sempre sostenuto la battaglia del sindaco Milan di non dare la carta d'identità alla gente che stava nella base di Bagnoli, perché la base di Bagnoli è sempre stata identificata, anche se poi di fatto è diventata qualcosa di diverso, ma è sempre stata identificata come un passaggio provvisorio. Quindi un posto che doveva essere provvisorio, l'idea che si dovesse dare una carta d'identità io lo trovavo contraddittorio, proprio per quello che diceva prima l'avvocato, cioè che la residenza, difatti un sindaco quando un italiano gli chiede la residenza nel comune deve mandargli i vigili per vedere se veramente abita là. Appunto, è residente. Quello è la questione, e con tutti i problemi del caso, perché poi la gente se fa residente in montagna così non paga l'IMU, tutte queste robe qua. Scusa, ho sollevato anche questo problema. Certo, per cui questa roba qui è questa. Qual è il problema di fondo sta roba qua? Che mentre io ero d'accordo sul discorso di dare la residenza alle persone che stavano in piccoli gruppi, in tipo le cooperative che tengono 5 migranti, 10 migranti, eccetera, per cui avevano la ragionevole certezza di stare in quel posto 1 anno, 2 anni, 3 anni in attesa che venisse regolarizzata la loro situazione. Quella è una situazione molto diversa anche per i problemi che diceva prima il sindaco, cioè nel senso che una cosa è avere 1000 persone in un comune di 3000, se ti vengono 100 a chiedere di discorso sociale eccetera, loro vanno in bancarotta subito, ma se in un comune come Padova che ha quante persone? 700-800, anche meno credo negli appartamenti qua, un comune di 200.000 abitanti, quasi non se ne accorge insomma da questo punto di vista. Allora, però con questo decreto si è fatto, come si dice in Veneto, un taccone peso dello sbrego, perché una cosa che non è stata detta qua, per esempio se tu non hai una residenza non puoi accendere un conto bancario. Se non puoi accendere un conto bancario non puoi ricevere lo stipendio, perché dal 1° gennaio del 2018 gli stipendi vanno accreditati, quindi è come dire a queste persone voi non potete lavorare. E questa roba un governo serio le risolve questi problemi? Si inventa un'altra cosa diversa dalla carta d'identità, toglie quella norma sul fatto che c'è l'obbligo della residenza per accendere un conto bancario, la banca non te le accende, adesso pare che Intesa gli apra lo stesso il conto bancario anche se non c'è la residenza, ma sono sempre queste azioni circolari per cercare di... Per cui quello che io contesto in questo decreto, che ripeto, è che per apparentemente risolvere alcuni problemi anche gravi e che anche il nostro governo non era riuscito a risolvere, prende delle soluzioni che rischiano di creare i problemi più grossi di quelli che risolvono, e questo non va bene. Per esempio, se posso dire un'altra cosa, uno dei problemi grossi di questo decreto è che mette in atto tutta una serie di azioni con l'idea che le persone che non ricevono, come si dice, l'asilo, eccetera, tornino nel loro paese, però non mette in atto nessuna azione, in questi 6 mesi non è stata messa in atto nessuna azione da questo governo per accompagnare la gente nel loro paese. Mi sapete dire in che comune del Veneto verrà aperto un CIE? Cioè un posto dove trattenere i migranti? Certo. Quando in stazione si fanno le rettate adesso e trovi gli spacciatori irregolari, devi spedirli a Bologna o a Bari o a Torino, che sono i posti dove ci sono i centri, quindi fanno il minimo possibile di rettate per evitare di dover chiedere la carità in giro per l'Italia da dove portare sta gente, perché alla fine i problemi concreti sono questi. Abbiamo avuto grandi proclami di aprire questi CIE, di fare queste cose, quanti voli organizziamo per riportare la gente nel loro paese? Quanti rimpatri assistiti sono stati fatti? Pochissimi. Voglio dire, in realtà un governo che avrebbe un'immagine dell'immigrazione molto seria, molto così, eccetera, alla fine non è riuscito però a fare la cosa fondamentale che si deve provare a fare, cioè guardare la realtà e partendo, se posso rubare 30 secondi, ci sono persone adesso che sono in questo circuito dell'accoglienza da 2, 3, 4 anni. Anche 4, anche 4 anni. C'è gente che
parlavo con un amico di una cooperativa, eccetera, che ormai è un paio d'anni che lavora. A questi qua adesso non può essere più rinnovata la carta d'identità e questi perdono il lavoro. E il loro imprenditore gli dice: io ti assumerei anche, ma come faccio? Di solito quando si facevano queste leggi così dirompenti si faceva una, fra virgolette, sanatoria, che non era fatta a caso, ma era fatta per risolvere i casi che prima erano stati affrontati in un certo modo, e se non li risolvi ti ritrovi con delle cose che cosa fai? Questi andranno a bussare, per esempio, se prima erano a Bagnoli, andranno al comune di Bagnoli, perché chiederanno: ma chi è che adesso, come faccio a campare se non mi dai le possibilità? Cioè non è un decreto realistico. Questa è la cosa che io contesto, perché un decreto realistico prende il fenomeno, lo guarda, lo esamina e lo risolve, magari in modo che magari io non posso non essere d'accordo su come viene risolto, però bisogna dare una soluzione completa dalla testa alla coda. Certo, ecco, anche sulla questione della costituzionalità, la questione del rilascio della carta d'identità, abbiamo interpellato un amministrativista, l'avvocato Mario Borgato, che ci ha spiegato un po' anche quella che potrebbe essere una soluzione. Ascoltiamolo. In realtà il punto fondamentale del decreto sicurezza, appunto della legge 132 del 2018, è proprio l'articolo 13, un articolo con cui oggi si dice che il richiedente asilo in possesso del permesso di soggiorno non può più chiedere la residenza e l'iscrizione nelle liste anagrafiche. Allora, premesso che comunque il permesso di soggiorno è un documento valido dal punto di vista dell'identificazione, si pone il problema però che molti documenti, molte attività, molti servizi vengono rilasciati solamente a seguito della presentazione, dell'esibizione della carta d'identità. Si pensi solamente all'apertura di un conto corrente, ovviamente sempre che il richiedente asilo sia interessato a farlo, o comunque anche all'accesso a un contratto di lavoro con un datore di lavoro. Anche qui effettivamente il problema ci potrebbe essere, ma forse è prematuro, nel senso che basterebbe un provvedimento in cui si dica che anche il permesso di soggiorno è documento valido e idoneo ai fini appunto dell'apertura del conto corrente piuttosto che della sottoscrizione di un contratto di lavoro, per superare gli eventuali dubbi o problemi di illegittimità costituzionale. Bisogna fare. Bisogna effettivamente riconoscere il permesso di soggiorno come documento valido per aprire un conto corrente. Ricordiamo però che Banca Etica lo faceva anche prima, tante altre banche. Okay. Sì. E quindi questa è una cosa fondamentale da dire, ma dobbiamo dire anche che chi ha un lavoro doveva uscire dal progetto di accoglienza, è obbligatorio, perché non può starmi dentro un progetto di accoglienza in cui lo Stato e quindi i cittadini pagano 45 euro al giorno per questo progetto di accoglienza, dopo anche un lavoro, perché altrimenti sentiamo ridicolo. Dobbiamo stare attenti a queste cose, sono cose pericolose che chi lo va a dire ai cittadini: ti pago il progetto di accoglienza, e in più anche mi sembra molto ridicolo questa cosa qua. Permettetemi, perché chi ha un lavoro deve uscire. Però poi anche il CPI, il centro per l'impiego, scusa Roberto, deve uscire, però una volta che ha trovato il lavoro gli deve essere riconosciuto il permesso. Perché alcuni che trovano lavoro e non hanno ancora ricevuto lo status sono in una condizione, ma deve essere affrontato in modo arriviamo però al male principale, arriviamo al male principale, perché se vediamo che tutta la normativa italiana porta un vicolo cieco, che se non ha riconosciuto lo status di rifugiato, niente, non c'è nessun provvedimento che lo salva. No, sì, ci sono parecchi provvedimenti che lo salvano, scusi se la interrompo. Adesso col decreto sicurezza ce ne sono molti meno, perché non c'è più la protezione umanitaria. Ma che cos'è la protezione umanitaria? Perché ho il lavoro? No, allora guardate, dobbiamo chiarire una cosa. L'Europa ci dice: rifugiati nessuno deve toccarli, ma su questo nessuno ha obiettato niente sui rifugiati, È sulla gestione dei richiedenti asilo. I richiedenti asilo, la concezione degli europei dei richiedenti asilo, sapete qual è? È che sono delle persone che hanno saltato la fila per venire in Europa.
Perché i mezzi per venire in Europa legalmente ci sono e chi arriva in Europa in maniera illegale salta la fila. In Italia un po' chi meno. salta la fila non è considerato una persona positiva. Sì, Roberto, allora, se non c'è modo di accomplimmodo a casa, ragazzi, o cambiamo dal punto di vista normativo la struttura normativa italiana, ok? Sull'immigrazione. Ma se la struttura normativa italiana è questa, perché nel 2014-2015 si è fatto un sistema di accoglienza così a maglie larghe, con l'accoglienza, accogliamoli tutti, sapendo i ministri di allora, i politici e i governi di allora, che la struttura normativa è fatta con un imbuto a fondo cieco, che se non sei rifugiato non puoi stare in Italia, e non puoi dire va bene, cambieremo, modificheremo dopo, sì, comunque... perché mi crei i problemi di Bagnoli, mi crei i problemi di Conetta, mi crei i problemi della guerra civile che stavamo affrontando, perché hai fatto litigare i sindaci. Ma come si è permesso un governo a far litigare i sindaci? No, allora, perché adesso non c'è una guerra. A dire dovete accoglierli, ragazzi, dovete accoglierli. Creiamo un sistema di gestione che fa acqua a tutte le parti, perché se ci troviamo adesso con questo problema di questo vicolo cieco, non è colpa di Salvini, ragazzi, Roberto, non è colpa di Salvini. La colpa qual è è la colpa di Salvini? La colpa sono state perché mi ha tolto l'obbligo della carta d'identità. Ma ha fatto una cosa giustissima, ma perché dice che un migrante che prende a pugni un carabiniere deve essere espulso? Ma ha fatto una cosa giustissima, santo cielo. Io mi ricordo 2 anni fa un migrante che ha picchiato per 2 volte o 3 volte i vigili a Padova, e io che ne avevo 1000, cioè mi creava una tensione. Certo, una tensione sociale Salvini dalla zona incredibile, Salvini però senza dubbio è lo stesso però che dice ordine, che è necessario, è lo stesso schemi rigidi e precisi. Sono d'accordo, io vorrei vedere gli stessi schemi rigidi e precisi anche per non tollerare gli ultras allo stadio che fanno i cori razzisti, per esempio, che invece Salvini sta tollerando, gli sta facendo col turibolo davanti, cioè voglio dire, bisogna stare anche attenti su questo. Ricordiamo che Bagnoli è stato causato, in Bagnoli ci sono state regioni d'Italia che non hanno avuto Bagnoli. Bagnoli è stato causato in primo luogo dal rifiuto di Zaia di coordinare la storia dei richiedenti asilo, cosa che in altre regioni è stato fatto in modo molto migliore. E in secondo luogo dal rifiuto di altri sindaci di farsi carico in parte, perché se ci fosse stata un'equidistribuzione in provincia di Padova in tutti i comuni, Bagnoli non sarebbe esistita. Questo è vero. Dopodiché così è andata la storia. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Mi pare che questo fenomeno dura da 20 anni. E in questi 20 anni, cominciando dalla Romania, sono arrivati finché parliamo dei richiedenti asilo, è una cosa che c'è da 3 anni. Il fenomeno della migrazione, che sia nero o bianco è uguale, non è stato mai regolamentato da nessun governo di centro-sinistra, governo Berlusconi, governi successivi. Quindi in questi 20 anni, se c'era un governo che creava delle regole, magari aggiustabili perché è un fenomeno nuovo, quindi sicuramente facendo delle regole nuove si sarebbe potuto anche, come è successo con questo decreto, non individuare esattamente la soluzione. Ma non è stato fatto niente, salvo scaricare, sulle regioni e sui sindaci tutta la problematica senza sapere da quale parte girarsi. E non c'è stato nessun intervento. Allora, che ci sia una guerra tra il governo centrale e il signor Zaia, c'è stato. Il risultato è Cone e il risultato è Bagnoli. Sì, ma in altre regioni non è andata così. Ma scusate, questi perché si devono fare la guerra tra di loro? E i cittadini devono soccombere. Questi devono avere in testa, e qui nasce il problema dei gilet gialli, no? E ne parliamo nella seconda parte della puntata, che la gente si arrabbia e non vuole condividere con la politica, perché la politica ha solo la finalità, a mio avviso, dello scontro totale e continuo.
c'è un problema, va risolto, dopodiché chi lo risolve meglio ha ragione, chi lo risolve male ha torto, ed è finito. Ma su questo il problema scusi, però in questo fenomeno però abbiamo un'altra parte della trasmissione, purtroppo il tempo è tiranno, va veloce, che invece come avvengono queste entrate di questi centinaia di migliaia di persone che sicuramente ha necessità di stare meglio, come tutti noi. Posso dire una cosa su questo, se mi lasciate 2 secondi? Certo. Ricordiamoci sempre che adesso il fenomeno l'immigrazione in Italia sono molto meno di quello che sono state nei primi 10 anni del secolo. Certo. Sono molto meno. Quello che ha pesato è stata la malgestione del discorso dei richiedenti asilo, ma da un punto di vista generale l'Italia ha un saldo migratorio adesso praticamente uguale a 0, mentre aveva un saldo migratorio positivo di 300-400 mila persone l'anno nei primi anni del secolo. Quindi ora è un po' come la storia che sta facendo Trump negli Stati Uniti, vuole dichiarare lo stato d'emergenza sul confine sud del Messico quando ha una immigrazione dal sud che è 1/10 rispetto a quella che era 10 anni fa. È solo perché vogliono caricare questa cosa. Ma noi siamo qui voglio per dire, noi stiamo facendo quella trasmissione qua oggi, giustamente, quando oggi c'è stato un calo della produzione industriale del 3%. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di un fenomeno che in realtà è stato caricato tantissimo, che ha pesato in modo pazzesco in alcune zone del paese, come Bagnoli, che è stato, anzi, guarda, io colgo l'occasione di fare pubblicamente i complimenti al sindaco Milan, perché è riuscito a evitare che nel suo territorio, e anche il sindaco di Cona, di Agna, eccetera, che sono riusciti a evitare che in un territorio dove c'erano quasi più richiedenti asilo che italiani venissero fuori le insurrezioni, e questo è importante. E quindi questo sarà una macchia che peserà sull'Italia e su tutto l'insieme dei prossimi anni. Però bisogna dire che ora il fenomeno immigratorio, che proprio ora in cui saremmo nella situazione ideale per trovare una buona gestione, perché la pressione è molto minore rispetto a quello che era un po' di anni fa. Lei parlava dei rumeni prima, sono arrivati centinaia di migliaia di rumeni in pochissimo tempo, gli albanesi eccetera. Ecco, adesso questo fenomeno è molto più contenuto, per certi versi purtroppo, perché è a causa della crisi economica che c'è stato questo contenimento. Potremmo fare delle leggi molto più realistiche per risolvere anche i problemi di cui abbiamo parlato questa sera. Bene, questo non lo stiamo facendo adesso. Ecco, appunto. Allora, però c'è facciamo un passo indietro. Dove arriva tutta questa gente? A chi giova questa migrazione? Perché è vero che è un atto umanitario, è un atto anche opportunista, perché sono braccia che lavorano, e quindi il meridione, se si è risollevato, è determinato anche da questa importazione di braccia che lavora a costo pressoché zero, ma produce ovviamente molto. Allora siamo andati a cercare, siamo andati un po' a vedere queste ONG, queste ONG, organizzazioni non governative, no? Che ovviamente cercano di fare un'azione umanitaria, e abbiamo voluto capire fino a che punto questa operazione è umanitaria e fino a che punto c'è una catena di collocamento e di trasporto, va bene, di non migrazione, spesso anche migrazione forzata, verso l'Europa, e chi ci guadagna. Certo, abbiamo fatto una breve scheda riassuntiva, ricordiamo che alcune organizzazioni non governative non operano più nello spazio acqueo del Mediterraneo, compreso tra il Nord Africa e le coste italiane, ma allora, queste sono le ONG indipendenti, diciamo, sono organizzazioni che si finanziano diciamo, in maniera autonoma, con delle iniziative. Come vediamo abbiamo alcuni dei nomi che come dire, siamo abituati ad ascoltare, a sentire, no? Come la Sea-Watch, Sea-Eye, sono le ultime 2 navi che abbiamo visto impegnate, diciamo, nello sbarco dei migranti negli ultimi giorni a Malta. Ma se andiamo a vedere la grafica invece successiva, allora vediamo che in questo caso qua, ad esempio, abbiamo il magnate George Soros, che tramite le sue fondazioni, perché ha organizzato, ha messo in piedi tutta una serie di fondazioni che sono andati poi a finanziare
ad esempio Medici Senza Frontiere, Save the Children, SOS Mediterranee, anche la tanto discussa MOAS, che adesso non è più nel Mediterraneo, si è spostata, diciamo, l'organizzazione dei fratelli dei Catambrone, che appunto sono stati, e queste sono, diciamo, le organizzazioni che operano nel tratto di mare, che hanno operato nel tratto di mare interessato. La cosa ancora interessante comunque è che queste organizzazioni hanno dei bilanci anche miliardari di donazioni, no? Vedo che il sindaco Milan scuote la testa. Beh, la cosa interessante è che, ad esempio, Medici Frontiere, con un bilancio di 1 miliardo e 800 milioni di euro, ne spende l'8, il 10% in promozione, ad esempio, quindi per raccogliere altri fondi per organizzare in maniera, tra virgolette, sistematica un servizio di recupero in mare che è diventato un mestiere, perché a bordo il comandante e l'equipaggio sono stipendiati, anche ce ne sono state alcune, in alcuni casi è stato verificato che prendevano dei gettoni, più recuperavano e più trasportavano, no? Allora, hanno un premio di produzione. Questo premio di produzione arriva fino a 800 euro per ogni migrante che viene salvato. Allora, chiaramente, giustamente, fanno un'opera pia, però naturalmente anche in questo caso siamo fuori di qualsiasi regolamentazione a livello non solo italiano ma anche internazionale. Cioè, è possibile che sistematicamente lo scafista porta al largo una barca e la abbandona, e ci sono queste organizzazioni che hanno i droni e hanno perfino gli aerei per identificare, raccogliere e chiudere il cerchio, quindi portarli in Italia. E questi che vengono portati in Italia poi che fine fanno? Allora, abbiamo interviste, per esempio, di una giovane che fu costretta a immigrare e purtroppo l'hanno portata alla prostituzione, tenendo sotto ricatto il genitore che stava in Africa e facendogli sentire dal genitore che mi stanno ammazzando, quindi tu devi fare quello che ti dicono. Ecco, allora questi, per carità, sarà un caso, ma siccome la situazione è estremamente complessa, mi pare che da parte di questo governo, ma comunque dello Stato, così non incolpiamo nessun politico, non c'è un sistema di organizzazione e di filtraggio e di valutazione statistica del fenomeno. Quanti arrivano, dove vanno a finire, per cui giustamente il sindaco di Bagnoli deve dare il certificato, naturalmente la carta d'identità, poi questo se ne va, fa quello che vuole, eccetera. Allora, uno Stato è Stato se riesce a gestire qualsiasi fenomeno, o si prepara ovviamente di fronte a un fenomeno completamente nuovo a poterlo gestire. Ecco. Allora, ma a proposito dei recuperi in mare, noi siamo andati ad incontrare il professor Stefano Zunarelli, che è docente di diritto della navigazione dei trasporti all'Università di Bologna, una persona che si occupa per lavoro proprio di questa materia. Abbiamo parlato appunto di soccorsi in mare e di organizzazioni non governative. Allora sentite come ci ha risposto. Credo proprio che il ruolo delle ONG debba essere rispettato e apprezzato, almeno per quello che mi riguarda. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di soggetti che operano per il salvataggio di vite umane in pericolo in mare, e quindi che svolgono un'attività non solo pienamente lecita ma assolutamente apprezzabile di interesse pubblico, doverosa in base alle norme internazionali. Diverso è il discorso se si dovesse configurare un accordo tra una organizzazione che si cura del trasporto dei migranti fino a un certo punto del mare Mediterraneo, dopodiché accordandosi con una ONG questa si faccia carico del completamento del trasporto fino al territorio italiano. In quel caso credo la situazione sarebbe abbastanza diversa. Ecco, quindi dipende da come avviene cosa dice il sindaco Milan?
Guardi, dobbiamo veramente prendere insegnamento dalla nostra esperienza. Abbiamo vissuto dal 2014 fino al 2018 una esperienza storica impressionante, e se da una parte i politici che abbiamo, ma anche i cittadini, riescono a trarre effettivamente da questo un insegnamento, si capisce che per risolvere questo problema bisogna interrompere questa via e aprire finalmente le porte a una migrazione regolare. Come fare? Decisamente qua bisogna lavorare, ma come Stato italiano e come Europa. Lavorare perché abbiamo delle popolazioni che si stanno muovendo, ma capire chi è il rifugiato e che va separato dal migrante economico, perché è una cosa importantissima. I siriani, gli etiopi, ecco, sono delle persone che stanno fuggendo effettivamente da una situazione di guerra, ma il nigeriano che mi parte all'avventura economica e va in mano a questi trafficanti di uomini, come li si ferma? Continuando ad andarli a prendere in mare? Bisogna interrompere questa via, facciamo la via legale. E su questo, ma se abbiamo visto che interrompendo lo sbarco nei porti si diffonde la notizia che quella lì è una via che non è proprio così sicura, ecco, allora ci saranno qualcuno, ecco, che pensa diversamente. Ma guardi, sono questioni di messaggi, perché queste persone qua sono illuse dai mercanti, dai trafficanti di uomini all'origine, e i messaggi devono arrivare là. Ecco, perché non è cambiato nulla in questi 4 anni di accoglienza totale, ecco, negli stati di origine. In Nigeria che cosa è cambiato? La maggior parte dei migranti che sono arrivati a Bagnoli erano nigeriani e pakistani. Che cosa abbiamo cambiato? Perché pensiamo che accogliere questi 700-800, 1 milione di migranti in Italia abbia cambiato la situazione dei futuri richiedenti asilo che potremo avere? Assolutamente. Nulla. Sì. E la politica internazionale non occorre farle in Africa, la si fa a Bruxelles, dicendo alla Francia: senti Francia, cosa stai facendo in Africa? Sì. Ok? E arriviamo al motivo per cui partono. Certo. E dalla Zuana? Ma io volevo dire su questo, intanto sono d'accordo su una parte di quello che ha detto il sindaco adesso, cioè nel senso che avete mai sentito parlare di gente dell'Uganda che viene in Italia? No. Di gente che viene dal Kenya, eccetera? Lì non vengono via, loro se possono stare e hanno una prospettiva di sviluppo nel loro paese, stanno a casa loro, c'è nessuno che ha voglia di andare via. Qui dice parole molto belle su queste, ma penso che l'abbiate invitato qua anche quelli del QAM, no? Che loro lavorano proprio per costruire processi di sviluppo in Africa, eccetera. Dopodiché, quando invece ci sono in Africa situazioni in cui la gente parte o per motivi di guerra, o per motivi economici, per quello che è, eccetera, io sono d'accordissimo, bisogna bloccare la strada delle partenze con le barche, perché è una cosa che aggiunge sfruttamento allo sfruttamento, e devo dire che questo non è andato avanti fino al 2018, ma è andato avanti fino a metà del 2017, quando è stato praticamente bloccato dall'intervento del nostro governo. Che piaccia o non piaccia, sì, ma così è andato. Tant'è vero, ecco, di realtà non ci interessa la polemica. Vabbè, no, lo dico solo perché è andata così, insomma. Dopodiché, grazie a quello, per esempio, anche alla base di Bagnoli si è riusciti a passare da 1000 a 200 ospiti nel giro di pochi mesi, grazie al caro degli arrivi. A marzo 2017 ho incontrato Minniti, mi ha assicurato, mi ha promesso che blocca gli arrivi. Me l'ha promesso. Quando sono state violentate 2 ragazzi di Bagnoli, e lì mi fa: è un patto col sangue che stringo con te, io bloccherò gli arrivi. E questa è una cosa che si è riusciti a fare. Sulle ONG abbiamo fatto, io ero in Senato la scorsa legislatura, proprio una serie di audizioni che poi si è conclusa con una risoluzione approvata all'unanimità dal Senato, quindi sia dalla Lega che da Forza Italia, che dal PD, che da tutti, del 5 Stelle, in cui praticamente si diceva alle ONG: se voi volete operare in accordo con lo Stato italiano, vuol dire in accordo con le capitanerie di porto, quelle cose, dovete accettare la polizia a bordo
e dovete accettare un marchingegno di tipo, cioè che si riesca sempre a capire le navi dove sono sostanzialmente, certo. Quindi che la Capitaneria di Porto controlla dove è andata e dove non è andata. Ecco. Alcune ONG questo non l'hanno accettate e giustamente sono state messe via. Cioè, questo è il modo giusto di fare, perché il problema è che quando riescono a partire non li puoi lasciare annegare. Questo è il problema, cioè cosa fai? Lì? Cioè, quello che devi fare è evitare che partano, contemporaneamente fare il lavoro serio in Africa di promozione e di sviluppo e contemporaneamente nella situazione, nel verminaio che è la Libia, cercare di introdurre discorsi di tipo di come si chiama, con le Nazioni Unite e altre cose, in modo che si cerchi di andare verso una situazione di stabilizzazione. Questo è quello che si deve fare. Io mi auguro che il governo attuale proceda in questa direzione, perché non c'è alternativa, perché non è mica del tutto vero, sapete, che se si sa che sono chiusi i porti in Italia la gente non parte se in Libia viene bloccata la partenza, tanto è vero che quando c'è stato il cambio fra i due governi, se vi ricordate, prima che venisse il governo nuovo, in che c'è stato un allentamento diplomatico sulla Libia, c'è stata una ripresa delle partenze. Questa è la cosa, quindi siamo in una situazione di questo genere ed è necessario cercare di gestirla nel modo migliore possibile. Le ONG ci sono quelle buone e quelle cattive, nel senso che io ho sentito alcune audizioni dove veramente ho detto: ma sti qua cosa sono venuti qua a fare? Cioè quasi con disprezzo rispetto allo Stato italiano. Noi non accetteremo mai la polizia a bordo. Cioè, cosa volete da noi, scusa? Cioè, a un certo punto se uno Stato non può controllare, altre invece pienamente collaborative e che hanno fatto un lavoro fatto molto bene con le capitanerie di porto, eccetera. Io personalmente ero molto affezionato a quello che avevamo fatto con Mare Nostrum, dove era la Marina Militare Italiana che faceva questo lavoro. E lì era tutta un'altra roba. Abbiamo bloccato centinaia di scafisti in questo modo. Cioè, questo dovrebbe essere, per riassumere quello che sto cercando malamente di dire, lo Stato deve fare lo Stato. Bravo. Non deve fare quello che arrangia le situazioni in qualche modo, secondo me. Ecco. Lo Stato però non deve neanche essere complice comunque di tribù, perché di fatto in Libia quello che è stato fatto dallo Stato italiano ed è il grosso problema. Lo Stato è complice di criminali, è complice di lager, siamo complici, stiamo tenendo un fenomeno, ok? E nessuno discute che da un punto di vista di realpolitik si stia contenendo un fenomeno, ma si sta tenendo pagando dei criminali, che un tribunale, il Tribunale di Milano, ha riconosciuto essere dei criminali al pari dei lager nazisti. Tuttavia, avvocato, perché hanno riconosciuto delle torture pari a quelle che vengono perpetrate nei lager nazisti, venivano perpetrate nei lager. Anche quelli che stavano a Bagnoli e da altre parti, prima che si facesse la chiusura delle partenze, a cui veniva chiesto cosa avevano vissuto in Libia, avevano vissute cose terrificanti anche loro, quindi le avevano vissute anche prima che si facesse il tentativo di chiudere la cosa. Posso raccontare un episodio che mi è avvenuto, è successo sabato. Ho accolto in municipio un rappresentante del governo di uno degli stati nigeriani. È venuto a incontrarmi per conoscermi, perché ha saputo questa storia dell'Abba di Bagnoli e mi ha chiesto degli scambi. Va bene, certo, potremmo organizzare, ho detto io, un viaggio in Nigeria, porto alcuni investitori per creare lavoro, così i giovani si fermano, creano ricchezza e potete pensare a una crescita. Ma mi guarda perplesso, sì, va bene, sì, ma allora che cosa vuole? Non è che ha del cibo e dei vestiti da darmi? Certo. Gratis. Certo. Ecco, io sono stato impressionato da questa risposta. Per questo rappresentava il governo di uno Stato nigeriano che fa 200 milioni di abitanti. Questo Stato faceva 3 milioni di abitanti. Allora la Nigeria è il paese più popolato, più ricco, e questo è il paese più popolato e più ricco dell'Africa. Allora il discorso è molto semplice, perché se no ditemi se dobbiamo affrontare questi temi qua con ideologie di accoglienza
accoglienza. Ideologie di siamo tutti aperti, tutti uguali, tutti fratelli. I fenomeni vanno affrontati nella loro interezza. Nella loro interezza vuol dire che noi abbiamo distrutto l'Africa, e se oggi c'è un politico che viene a domandare i vestiti e da mangiare gratis, vuol dire che noi abbiamo distrutto tutta la loro civiltà, e ne abbiamo contezza di questo, e lo stiamo continuando a fare, perché il livello di corruzione della Nigeria è esponenziale. È venuto fuori lo scandalo 2 anni fa dell'ENI, che ha dato un miliardo di euro di tangenti al governo nigeriano, ovviamente perché avrà avuto necessità di avere dei pozzi petroliferi o qualcos'altro. Allora, questa è la situazione, cioè il diritto all'interno di questi stati non c'è, e quindi di conseguenza se un governante non dà spazio alle multinazionali sparisce. Si crea un movimento uguale e contrario e si cambia, e quindi troverò sempre uno che mi dice di sì e io gestisco la cosa. La foce del Niger, ci sono 20 centimetri di petrolio che galleggiano, la gente muore intossicata, ma perché? Perché è una situazione impraticabile. Allora bisogna vedere, è vero che questi sono fatti così, ma li abbiamo portati lì, non è che gli abbiamo portato le scuole, non gli abbiamo portato le università, non gli abbiamo portato lavoro, gli abbiamo portato via tutto, e peraltro quello che loro ci danno ce l'hanno dato a un prezzo talmente basso che non crea neanche economia dentro l'Africa. Questa è la situazione. Guardi la situazione del Sudafrica, guardi del Niger, di qualsiasi paese, e se c'è una maledizione in Africa e in un paese è trovare il petrolio o trovare i diamanti, perché è finita, nasce la guerra civile. Parlava prima dell'Uganda. Sono tranquilli, coltivano la terra, hanno la canna da zucchero, hanno il caffè, che devono fare una guerra? Le multinazionali non fanno una guerra per questo, fanno una guerra per l'oro, per il petrolio, per il coltan, per tutte le altre adesso inizierà minerali. Quella per il litio. Adesso c'è la guerra del litio, perché tutti noi dovremmo andare in giro con la batteria al litio, e di conseguenza questa è la situazione. Allora, sono 2 cose da fare: uno, fermare, perché è un disastro questo, è un disastro per loro, perché l'avete detto voi, la tortura in Libia è normale, è un disastro per l'Italia perché non sappiamo gestire questo fenomeno, ma soprattutto se vogliamo risolvere questo problema bisogna portare gli aiuti, non aiuti nel senso delle OLG, porto un'azienda, produco qualcosa, come ha fatto la Cina adesso. La Cina era 20 anni fa una Cina diversa di adesso, oggi la Cina è diventato un paese economicamente competitivo agli Stati Uniti e all'Europa. Bene, direi che proprio il nodo della vicenda sta qua, perché il business sulla migrazione, diciamo, sui paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo, appunto inizia in Africa e finisce qua, e alla fine si lucra sulla pelle della povera gente alla fine. Allora dobbiamo fermarci qua per quanto riguarda questa prima... Purtroppo sì, ma riprenderemo e sarete i nostri ospiti nei prossimi giorni. Torneremo per affrontare ancora l'argomento, perché presenta mille sfaccettature, però quello che tengo in particolare a sottolineare è che sulla immigrazione, sulla migrazione in generale dall'Africa fino a qui è un business continuo, è una... come dire, un giro di denaro spaventoso che non va a l'economia italiana. Certo. Grazie al sindaco Roberto Mila, al sindaco di Bagnoli, grazie per essere stato qua, grazie al professor Gianpietro Dalla Zuanna, grazie anche a lei per essere stato qua, grazie a Davide Zagni, giuristi democratici, diritto dell'immigrazione. Grazie per essere stati qua con noi. Adesso noi abbiamo la nostra rubrica del memento, questa sera torniamo a parlare delle banche e di questo fondo indennizzo risparmiatori, e avremo una parte anche dedicata alla Pedemontana, e c'è ancora un cantiere che resterà fermo per un po' di mesi, ma se volete saperne di più dopo la pubblicità arriviamo con il nostro memento. A tra poco.